Verso mezzogiorno passavo attraverso un villaggio. Davanti alle capanne di loto, picciridde arruzzogliavano un capo una strada. Giocavano con scorci di cucuzza e con crocchioli di mare, schicchiavano e s'acchiappavano un traide. Ma davanti all'usamana forastero vivevano tutte scantate. Dalla parte estrema dello villaggio, la strada attraversava un ciumicetto e sopra la ripa dello ciumicetto era addinucchiata una giovane femmina che lavava. Come se Darda la salutavo, ida chinau la testa e lo guardavo a ridendo, tanto che Ido ci viste sperlucere lo bianco di occhi. Scanciavo con Ido qualche parola scherzosa, poi misi lo piede di la manca in capo a chito di dritta e fece un movimento come fa la donna quando invita l'uomo da forma di godimento d'amore che i libri della dottrina chiamano la chianata sopra l'arbolo. Siddhartha si sentiva avvampare lo sangue e giacché da un momento ci tornavano la mente la sua fantasticaria e tu s'accalò tanticchia verso la donna e ci vasavo la scura punta di la mina. Appresso, acchianando la vardata, visti la sua faccia ridenti e disiosa e l'occhi farisi nichi, quasi a scomparire in tal udisio. Puro Siddhartha sentì udisio e si commovivo la sua virilità, ma, come non aveva mai toccato una femmina, di sua mano, già pronti ad afferrare, a navarare per momento. E dallo stesso momento sentiu, ciantuliano, la voce della sua coscienza. E la voce diceva, no. Allora scomparì ogni percanto della faccia risolente della femmina. Ido non mi sticchiò ciò calumida vardata di un animaleddo un calore. L'accarezzavo con affetto in capo alla fossetta, s'allontanò di Ida, che restò delusa, e scomparì davanti all'occhi suoi a passo leggio, tra lo canneto di bambù.